Sembra quasi di vederla, visto la mamma del nord, che chiama la bambina del nord, sua figlia, sul bagnasciuga, la chiama piano, educatamente, per non disturbare la famiglia dell'ombrellone vicino, e le fa alla bambina: Teresa. Oh, Teresa. No, Berlusconi non la chiama via sulla Spagna, mangiano a casa, che la chiama sulla spiaggia, al mare ce l'hanno dentro casa. Dalla faccia già si capisce che non si mangeranno niente, Teresa. Dai, Terry, alzati, mamma, che fra un quarto d'ora è il corso di snorkeling. Vieni a mangiare la tua insalatina. Si alza Teresina, 15 anni, 15 chili, costumino che ci fa bragomo sotto le chiappe. Si siede da brava bambina e mangia la sua insalatina. E se la mangia in mezzo all'acqua perché la digestione fuma, una fiatata. A famiglia Rosud. A mamma, mezzogiorno di fuoco. Vede la figlia sul bagnasciuga e sempre piano piano, educatamente, per non disturbare la famiglia dell'obellone vicino, e ci fa una piccerella. Tere! Ma vuoi venire a mangiare, sì o no? Che sono 3 ore che ti vado cercando. Oh, nonno si è addormuto, frate ti si sta fottendo tutte le cose, nonno se ne aiuta. E tu, mamma, che stai facendo? Stai facendo bello e buono, castello e sabbio, cos'è che le capalette? Mamma, ma tu veramente fai ma sei scemo. Un monologo. Si alza Teresina, 15 anni, 140 kg, costume perso, mesi chiappo. Si siede su 2 sgabelli perché uno per chiappa, e la mamma, mezzogiorno di fuoco, 45 gradi, sotto all'ombrellone, che ti fa mangiare? La frittata che maccherone. A piccerella, mamma, posso fare il bagno? I bagni, mamma, tu con che legata si è mangiato? Domani di fare attenzione alla lavata la faccia, di fare attenzione. Drin, amore, il telefono. Drin, amore, è il telefono, vai tu. Drin, amore, forse è sordo. Amore, il telefono, forse è andato a comprare le sigarette, speriamo che non torni più. Amore, è il telefono, lo senti? Forse è morto. No, lui si sta semplicemente alzando dal divano. Chi si è telefono a casa Rosignori, quelli in ritardo? Lui sta lì, io me lo immagino, mentre suona il telefono, lui lo sente, però piano piano si alza dal divano, modello rallenti, a così. Piano piano, perché affaticarsi lentamente? Piano ci mette un quarto d'ora per alzarsi dal divano. Un altro quarto d'ora per arrivare a Rostò telefona, che uno ti telefona, tu vivi in 40 metri quadri, invece pensa che vivi in Reggio Caserte forse. Altri 10 minuti per alzare la cornetta, che tu hai il tempo sotto la doccia di fare 2 lavatrici, di uscire e dire: amore, chi era a telefono? Chi le guarda con una faccia cacchia e dice: nessuno, non ho fatto in tempo a rispondere, perché gli uomini sono dei geni. È vero, ma mica dico bugie. Io vi ammiro, ma l'uomo è uno che però poi alla fine non si prende mai delle volte delle responsabilità, perché l'uomo quando magari ingrassa, che ne so, quante volte, mica dice perché mangio, no, l'uomo dice vabbè, dà sempre la colpa allo stress, dice vabbè, sono un po' ingrassato ma è un periodo perché sto stressato, ma poi passa. L'uomo, che ne so, perde i capelli, dice vabbè, è un periodo perché perdi i capelli, perché sto un po' stressato, è un periodo, ma poi passa, ma i capelli non tornano più però, no. Dice, che ne so, sta nervosa e incazzata, dice è un periodo perché al lavoro tengono poco stress, è un po' di stress ma poi passa, non fa più l'amore, dice vabbè, amore è un periodo perché hanno poco stress ma poi passa. Cioè, lui è stressato e tu che stai con uno chiattone, calvo, incazzato che non ti tromba, mentre aspetti che gli passa, non lo trovi a un altro che ti ripassa. Arrivato al ristorante da San Butaliava Carmelo, a stasera, che magari che non è stasera, già la prima sera bisogna consumare, io sono consumato io per fatti miei.
Arrivati in albergo, lei col suo troll guarda il portinaio e gli fa: portinaio, fra mezz'ora una musica sexy. Il numischino che la valigia cartone. Portinaio, fra mezz'ora la marcia funebre. Arrivati in albergo, lei si chiude in bagno, il numischino. Come a fare? Come a fare questa selvaggia? Come a fare? Lui si mette un pigiama a righe, che tanto era cugliuto che pigliava una riga sola. Mezz'ora parte la musica sexy. Tarararara, tarararara. Si apre la porta del bagno tipo Far West. Tututum! Ed esce lei, Sarbaggia Santina. Santina picciotti in un virico, capelli rossi tutti sciolti al vento, un muso rosso che pareva una figurina, reggisenno con tutte cose spingiute all'aria, i cazzetti a rete, poi aveva anche i taccaspillo pronti pizzicarecille, utaliava e ci disse: Carmelo, Carmelo, la vedi questa bocca? È nuova tutta per te. Carmelo, lo vedi questo seno? È nuovo tutto per te. Carmelo, lo vedi questo cosciame? È nuovo tutto per te. E tu, Carmelo? Carmelo mischino si calava il pigiama e ci disse: Gioia,